Un cammino embrionale che inizia a crescere è quello avviato nell'ambito pastorale di Carasco. Le 8 parrocchie vivono assieme il cammino del Dopocresima e gli incontri di ascolto della parola per gli adulti. Mancano poche ore all'avvio delle procedure per accedere al reddito di cittadinanza. Il 6 marzo via la presentazione delle domande, ma restano dubbi su alcuni aspetti e procedure. Vado sul Papa. Prima di ogni scelta e azione occorre compiere un sano discernimento, l'invito del Papa a quanti hanno responsabilità, poi la condanna verso la mormorazione, dalla lingua cominciano le guerre. Calcio, nel campionato di Lega Pro la Virtus Entella torna da Pisa con un punto, preservata la vetta della classifica, domani gli uomini di mister Boscaglia a Cuneo per il recupero della quarta di campionato. Buongiorno ai telespettatori di Tiguglio Oggi. Con la celebrazione del Sacramento della Cresima, il Vescovo ha incontrato a Carasco i fedeli delle parrocchie dell'ambito pastorale che comprende 8 realtà. È stato uno degli appuntamenti centrali della visita pastorale. Vediamo il servizio. 24 ragazzi delle 8 parrocchie dell'ambito pastorale della zona di Carasco, San Colombano Certenoli e della Val Cicana hanno ricevuto il sacramento della Cresima nella chiesa parrocchiale di San Marziano a Carasco. La celebrazione è stata l'occasione per l'incontro del Vescovo con le comunità di questa zona nella visita pastorale al vicariato di Graveglia e Sturla. L'ambito è nato un anno fa. Diciamo così che è un lavoro chiaramente agli inizi, embrionale, quindi ancora da scoprire e forse ancora da vivere. Forse non ci rendiamo ancora bene conto di cosa possa significare collaborare, vivere insieme, condividere tante esperienze, perché siamo abituati a farlo in modo piuttosto periferico, cioè ognuno per sé. Comunque il Signore poi ci aiuterà a farlo. Penso che questa sia un'occasione anche per vederci, iniziarci a vedere, iniziare a conoscerci anche e iniziare a guardare che cosa significa che in realtà chi sta muovendo non è la necessità, quindi le necessità parrocchiali, le necessità della mancanza dei preti, che certo è il motore in un certo modo, ma che dietro c'è il Signore che ci chiama, no? A scoprire che quello che conta è veramente condividere l'esperienza della fede, che nei piccoli centri non si può più fare, ma che se invece ci mettiamo insieme è possibile farlo e farla anche in qualità. Quest'anno nell'ambito pastorale di questa zona è iniziato il percorso del Dopocresima, un cammino interessante condiviso con le famiglie dei ragazzi. Poi noi adesso stiamo cercando di formare quello che il Vescovo ha chiesto a tutte le comunità nel documento di giugno, cioè un consiglio di ambito anche, e la visita pastorale sarà un'occasione anche per che il Vescovo possa dire una parola e iniziare anche questo momento. E un altro momento che abbiamo cercato di fare nelle nostre comunità è quello che ci proponeva il Vescovo sulla parola. Noi ci vediamo in 2 momenti diversi, qui a Carasco tutti i giovedì sera e poi invece una volta a San Colombano e una volta a Celesia Cicchero per fare questo momento al martedì. E il cammino della visita pastorale nel vicariato di Sturla e Graveglia è proseguito ieri con la visita alla parrocchia di San Salvatore dei Fieschi, dove Monsignor Tanasini ha preso parte alla catechesi familiare che si tiene prima della messa domenicale. Un dialogo libero e a tratti commovente sul tema della trasmissione della fede ai figli. Da parte di Monsignor Tanasini c'è stata la sottolineatura della necessità di vivere in prima persona la fede per poterla testimoniare. Torneremo su questo nel corso del telegiornale di domani. Intanto questa sera alle 20:45 il Vescovo incontrerà il Consiglio pastorale di ambito per la zona di San Salvatore e Graveglia al Villaggio del Ragazzo, mentre domani alle 20:45 ci sarà l'incontro con il Consiglio pastorale di ambito a Carasco. E in questi giorni, nel corso degli incontri per la visita pastorale, tutte le comunità stanno porgendo al Vescovo gli auguri per il suo 50° anniversario di ordinazione presbiterale. Monsignor Tanasini ha voluto così rispondere a questo augurio corale. Sentiamo. Io vorrei approfittare di questa circostanza per rivolgermi a tutti coloro che in questi giorni mi hanno voluto far giungere il loro augurio, il loro affetto
in occasione dei 50 anni della mia ordinazione sacerdotale. Ho sentito proprio una comunità vicina, affettuosa, capace di cogliere la bellezza della fraternità anche col loro vescovo, e questo mi ha commosso profondamente, come mi ha commosso il potermi ritrovare con i miei compagni di ordinazione e poter celebrare insieme, tutti un po' acciaccati, più o meno, questo anniversario. Come 50 anni fa ci siamo ritrovati intorno allo stesso altare del Signore. Anche questo è stato un dono grande, di cui abbiamo ringraziato il Signore insieme. E allora, ripeto, vorrei abbracciare tutti e ciascuno, sia coloro che mi hanno fatto arrivare il loro messaggio, sia coloro che lo hanno pensato, l'hanno portato nel cuore, hanno pregato per me. Grazie di cuore, vi voglio bene. Il Papa adesso, i pastori d'anime, le autorità pubbliche, i legislatori, i maestri, i genitori siano consapevoli del loro ruolo e discernano sempre la strada giusta sulla quale condurre le persone. L'invito arriva dal Papa, che prima all'Angelus e poi durante la visita pastorale alla parrocchia di San Crispino a Roma ha condannato il malcostume della mormorazione. Parlare male degli altri alle loro spalle, ha detto Francesco, distrugge famiglia, scuola, posti di lavoro. Dalla lingua cominciano le guerre. Sentiamo. Chi è buono trae fuori dal suo cuore e dalla sua bocca il bene, e chi è cattivo trae fuori il male, praticando l'esercizio più deleterio fra noi, che è la mormorazione, il chiacchiericcio, parlare male degli altri. Questo distrugge la famiglia, distrugge la scuola, distrugge il posto di lavoro, distrugge il quartiere. Dalla lingua incominciano le guerre. Un invito a compiere un sano discernimento prima di ogni scelta e di ogni azione. Lo ha lanciato il Papa all'Angelus, riflettendo sul brano di Vangelo di Luca, che presenta brevi parabole con le quali Gesù indica ai discepoli la strada da percorrere per vivere con saggezza. Tutti abbiamo difetti, ha spiegato Francesco, dobbiamo esserne consapevoli e prima di condannare gli altri dobbiamo guardare noi stessi dentro. Possiamo così agire in modo credibile e con umiltà, testimoniando la carità. L'invito del Papa è per quanti hanno responsabilità educative o di comando, ma riguarda tutti, compiere quel sano discernimento per trovare la strada giusta sulla quale condurre le persone. Una condanna, quella del chiacchiericcio e della maldicenza, che il Papa ha ribadito anche nel pomeriggio in occasione della visita pastorale nella parrocchia di San Crispino a Roma. Nell'omelia il Papa ha indicato 2 medicine che possono aiutare nel non criticare gli altri. La prima è la preghiera, la seconda è evitare di sparlare degli altri. Sarebbe tanto bello che ognuno di noi in questa Quaresima pensasse su questo. Come io mi comporto con la gente, come è il mio cuore davanti alla gente. Sono un ipocrita che faccio il sorriso e poi da dietro critico e distruggo con la mia lingua. E se noi alla fine della Quaresima saremmo capaci di correggere un po' questo e non andare sempre criticando gli altri da dietro, vi assicuro che la risurrezione di Gesù si vedrebbe più bella, più grande fra noi. Andiamo sul sito Vatican News per una notizia. Non si tratta solo di migranti, è questo il tema della 105esima edizione della Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato. Il tema scelto da Papa Francesco lo ha reso noto il titolo La sezione migranti del Dicastero per lo Sviluppo Umano Integrale. Nel comunicato diffuso oggi viene sottolineato che i numerosi appelli di Papa Francesco alla favore dei migranti, dei rifugiati, degli sfollati e delle vittime della tratta devono essere compresi
all'interno della sua profonda preoccupazione per tutti gli abitanti delle periferie esistenziali. A riguardo la citazione delle parole di Francesco all'omelia del 15 febbraio scorso: l'affamato, l'assetato, il forestiero, l'ignudo, il malato, il carcerato che bussa oggi alla nostra porta è Gesù stesso che chiede di essere incontrato e assistito. Per prepararsi a vivere con consapevolezza la giornata che verrà celebrata domenica 29 settembre, la sezione migranti e rifugiati del Dicastero per lo sviluppo umano integrale ha organizzato una serie di incontri mensili a partire da questo mese, fornendo inoltre materiale informativo e sussidi multimediali con l'intenzione di promuovere l'approfondimento del tema scelto dal Papa, che, lo ricordiamo, non si tratta solo di migranti. A Genova adesso proseguono le operazioni di demolizione del ponte Morandi. Per quanto riguarda il Moncone Ovest, questa notte è stata smontata la trave numero 6. L'operazione si è conclusa con 12 ore di anticipo rispetto al programma fissato in un primo tempo. Le previsioni meteo infatti hanno fatto temere per un peggioramento marcato, così le imprese Omini, Fagioli, Ipe Progetti e Ireos, che stanno lavorando insieme alla demolizione, hanno deciso di anticipare il taglio con la fune diamantata alle 13 di ieri domenica. Successivamente, intorno alle 18, è iniziata l'operazione di calo della trave tampone, che si è conclusa senza intoppi a mezzanotte e mezza circa. L'impalcato è lungo 36 metri, 916 di tonnellate il suo peso, 18 metri di larghezza. Questa mattina è prevista la riunione della commissione esplosivi in prefettura. Al vertice hanno preso parte anche i rappresentanti della struttura commissariale, l'associazione di imprese dei demolitori, la protezione civile del comune di Genova. E andiamo sul nostro sito teleradiopace.com. Iniziata oggi, prosegue anche domani la visita del ministro alle politiche agricole e del turismo Gianmarco Centinaio in Liguria. Domani in particolare il ministro sarà a Rapallo per incontrare i balneari, i rappresentanti delle categorie del turismo, commercio e pesca. Sul lungomare lo farà sul lungomare Vittorio Veneto al chiosco della musica. All'incontro parteciperanno anche l'assessore regionale alla pesca e all'agricoltura Stefano Mai, l'assessore regionale allo sviluppo economico Andrea Benveduti. A seguire il ministro effettuerà un sopralluogo al porticciolo danneggiato dalle mareggiate di ottobre. E intanto Libera Rapallo e Rapallo Civica hanno raccolto firme nel fine settimana a sostegno del progetto di realizzare nuove spiagge libere a Rapallo, un progetto che si legge in una nota e nei cassetti degli uffici comunali dal novembre 2013, che prevede il ripascimento della linea di costa in corrispondenza della passeggiata a mare per poter incrementare lo sviluppo delle spiagge libere. Secondo i rappresentanti dei due movimenti, questo è il momento migliore per parlare di ripascimento, visto che i danni della mareggiata obbligano ad interventi di ripristino e c'è il finanziamento del governo per il contrasto al dissesto idrogeologico, che potrebbe servire per un progetto di sistemazione dell'intera zona costiera. Voltiamo pagina. Da mercoledì sarà possibile per chi ne ha i requisiti presentare domanda e accedere al reddito di cittadinanza. Alcuni aspetti nelle ultime ore sono stati definiti, mentre altri non sono ancora del tutto chiari. Sentiamo. Anche se il testo del provvedimento, se non ci saranno ulteriori modifiche, dovrebbe diventare legge dopo l'ultimo passaggio alla Camera, calendarizzato il prossimo 18 marzo, mancano poche ore all'avvio delle procedure per la presentazione delle domande per accedere al reddito di cittadinanza. Il 6 marzo, mercoledì, la richiesta per ottenere il sussidio potrà essere fatta online sul sito ufficiale www.redditodicittadinanza.gov.it con autenticazione digitale SPID, oppure presentando fisicamente la domanda tramite gli sportelli delle poste o gli uffici dei convenzionati. In mano occorrerà già essersi procurati la documentazione dell'ISEE e la residenza. Può accedere al reddito di cittadinanza le famiglie con persone disoccupate sino a un reddito massimo di 9.300 euro all'anno e un solo appartamento di proprietà. Il reddito va da 780 euro a un minimo fino a un massimo di 1.330 euro per famiglie numerose con 3 figli a carico. Dal 27 di aprile i beneficiari individuati dall'INPS, ente che gestirà le pratiche, riceveranno sulla carta prepagata la somma spettante, che dovrà essere spesa nella sua totalità entro la fine del mese successivo. Nel contempo però inizierà il percorso di ricerca del lavoro attraverso i centri per l'impiego. In queste ultime ore sono state definite alcune procedure che interessano direttamente i CAF. Diciamo che
sull'iter della pratica si è fatta chiarezza. Il problema è che non è ancora legge dello Stato, quindi ci sono anche dei pareri di persone, di giuristi che dicono che è anticostituzionale questo provvedimento, e inoltre il governo deve attuare anche ancora una parte del provvedimento. L'unica cosa che sappiamo con certezza è che il reddito di cittadinanza può essere cumulato con l'indennità di disoccupazione con la NASPI, cioè se una persona è stata licenziata dal datore di lavoro e prende la NASPI, contemporaneamente può chiedere anche il reddito di cittadinanza. Torna Valli all'Opera, il servizio che permette ai residenti delle vallate del Levante di andare a vedere rappresentazioni al Teatro Carlo Felice. Domenica prossima, 10 marzo, in occasione della rappresentazione del Don Pasquale di Gaetano Donizetti, chi vive nelle vallate del Genovesato e del Levante o nelle città costiere potrà andare a vedere l'opera con i bus di ATP. Gli autobus partono da Torriglia, un bus servirà alla Valtrebbia e Valle Scrivia con partenza da Torriglia, Rossiglione, Santo Stefano d'Aveto e Sestri Levante. Linea alla rassegna stampa per vedere i titoli dei giornali in edicola quest'oggi. Ci rivediamo dopo per altre notizie e servizi di sport. Il Corriere della Sera titola primarie del PD, la vittoria di Zingaretti, il neosegretario verso il 70% dei voti, sarò leader non capo, no alla cultura dell'odio, Gentiloni sarà il candidato alla presidenza del partito, Code e Gazebo 1.800.000 in fila, si chiude così l'era Renzi. E l'intervista al sindaco di Milano Beppe Sala, Milano sia d'esempio. Il presidente della Francia intervistato da Fabio Fazio ieri sera in TV, Macron dice con l'Italia oltre ai malintesi la TAV da ultimare. E poi il terribile incidente stradale avvenuto a Porto Recanati nelle Marche, arrestato uno straniero con precedenti per droga, la coppia uccisa da un ubriaco, nell'auto si salvano solo i figli, vediamo le due vittime Gianluca Carotti ed Elisa Del Vicario. Il mistero di Emanuela Orlandi porta una tomba dentro il Vaticano, la famiglia chiede nuovi controlli, e poi il data room di Milena Gabbanelli, rimpatri sempre fermi al palo. Allora andiamo a vedere di che si tratta. Perché siamo fermi a 18 espulsi al giorno? Da Gentiloni a Salvini non varia il numero dei rimpatri, degli immigrati ai quali è stato consegnato il foglio di via, gli stati con cui mancano gli accordi e il nodo delle rimesse. 530.000 sono oggi gli irregolari in Italia. Andiamo ora sul secolo XIX, primarie del Partito Democratico, affluenza boom, Zingaretti vince, ora si riparte, oltre 1.800.000 persone al voto, i delusi tornano, Renzi la vittoria è netta, basta fuoco amico, l'opposizione si è ritrovata tra i gazebo, questo è il commento di Federico Geremicca. E poi andiamo invece ad una notizia luttuosa che arriva da Genova, addio all'armatore Paolo Messina, intuì il business anche in Oriente. Paolo Messina per quasi 40 anni al vertice del gruppo di Famiglia, si è spento ieri pomeriggio a 76 anni a San Martino di Genova. E poi vediamo la bicicletta, perché la Liguria punta sulle biciclette per spingere il rilancio turistico. La regione pensa ad una grande pista ciclabile. Macron preve sulla TAB, è importante, va fatta. E poi Rapallo che affida ai privati la gestione di 400 posteggi. E allora andiamo nel Levante, dopo 3 anni Rapallo affida alle zone blu, associazione d'impresa gestirà la sosta, pagamento con una app e stalli più grandi, le novità per i 400 posteggi. La polemica da parte della sinistra rapallese, è l'unica città a non gestirli in house. In effetti ancora c'è rimasta anche Lavagna, Santa Margherita, Chiavari e ora Sestri, Pubblico e Bello, gli altri centri del Tigullio. Nella città dei Portici i primi risultati economici sembrano premiare la scelta della partecipata, Lavagna privati fino al 2021. Andiamo sempre nel Tigullio occidentale, ma a Paraggi, nella frazione bellissima tra Santa e Portofino, tutti subito al lavoro, adesso la baia è come rinata. Viaggiano le città le prese con la ricostruzione, Santa Margherita l'obiettivo di diversi hotel è riaprire i battenti venerdì 15 marzo.
Per la cronaca è stato spento ben dopo mezzanotte l'incendio boschivo divampato ieri sera nel territorio comunale di Rezzoaglio. Le fiamme si sono sviluppate poco distante dalla frazione di Alpe Piana, non hanno mai minacciato le abitazioni. A fuoco è andata soltanto vegetazione bassa e arbusti, anche grazie alla cura del bosco in quella zona. Al lavoro sono state impegnate squadre dei vigili del fuoco provenienti da Chiavari e Rapallo e i volontari antincendio boschivo del territorio. Andiamo in redazione per altri aggiornamenti con Emanuela Castello. Grazie Andrea, buongiorno a tutti. Dunque è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Lavagna la giovane donna che è rimasta coinvolta in un incidente nella tarda mattinata di oggi a Rapallo. Il fatto è successo attorno alle 12:10 nei pressi della struttura ospedaliera di San Pietro di Novella. La moto su cui viaggiava si è scontrata con un'auto, la ragazza ha riportato diverse lesioni agli arti inferiori, ma ad un primo esame queste lesioni sembrerebbero non gravi. La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un cittadino straniero di 19 anni per tentata rapina. La notte scorsa l'uomo ha seguito una persona di sesso maschile, un altro uomo che stava rientrando a casa nella zona del centro storico di Genova. Giunti in Vico del Duca lo ha afferrato per il cappuccio, lo ha spinto contro il muro e minacciandolo con un coltellino gli ha intimato di dargli i soldi che aveva. E poi è fuggito con 20 euro in contanti. La vittima ha chiamato il numero unico per le emergenze 112 e insieme ai poliziotti del commissariato centro, che sono arrivati sul posto in pochi minuti, ha ripercorso il tragitto compiuto fino a rintracciare il suo aggressore, che è stato fermato dai poliziotti e portato in questura. Il ragazzo senza fissa dimora è stato associato al carcere di Marassi in attesa di giudizio. È tutto, linea allo studio. Grazie, apriamo la pagina dello sport, iniziamo dal calcio, la Lega Pro. La Virtus Entella ha conquistato un ottimo punto a Pisa pareggiando con i padroni di casa per 0-0, mantenendo la vetta della classifica. Con il passare delle giornate la squadra biancoceleste consolida la sua fisionomia e rafforza soprattutto a livello caratteriale quelle qualità più volte espresse in maniera evidente dai ragazzi di Boscaglia. Domani i chiavaresi scenderanno in campo di nuovo a Cuneo per il recupero della quarta di campionato, fischio di inizio alle 14:30. Ma ascoltiamo le interviste a fine partita di mister Boscaglia e del portiere Andrea Paroni. Mister, una grandissima partenza, poi il Pisa ha preso un po' le misure e nel secondo tempo però insomma, l'Entella ha detto la sua. Una partita equilibrata nel primo tempo con un po' di supremazia territoriale loro, ho visto anche l'accesso pubblico e quindi questo fa tanto. Abbiamo commesso un solo errore, Andrea ha fatto una gran parata, però anche noi abbiamo, secondo me, potevamo sicuramente far meglio, ma abbiamo condotto un buon primo tempo. Naturalmente nel secondo abbiamo alzato il baricentro, abbiamo creato tanto, almeno 3 palle gol nitide, senza mai farci sorprendere dall'avversario, che è un avversario comunque molto forte. Però è un punto importante perché preso in un campo importante contro una squadra forte, sostenuto da un grande pubblico, però oggi anche noi avevamo i nostri e siamo contentissimi e quindi dobbiamo continuare così, dobbiamo guardare a noi stessi, noi abbiamo una grande fortuna che non dobbiamo guardare gli altri, dobbiamo solo guardare noi stessi e andare avanti per la nostra strada. Per te una parata soltanto, ma direi decisiva su quel tocco ravvicinato di Pesenti che è stata effettivamente l'occasione più pericolosa. Sì, c'è stata quella parata nella prima mezz'ora, credo, nei primi 20 minuti. Sì, sono contento ecco, di aver risposto presente in quell'occasione lì e delle volte questo campionato sta dicendo anche questo, no? Che spesso noi portieri non veniamo chiamati in causa tanto ed è importante farsi trovare pronti nei momenti giusti. Anche oggi non eravate soli, c'era una buonissima presenza che ha sostenuto per quanto possibile in questo stadio la vostra partita. Sì, dai, ormai diciamo, stiamo avendo delle buone risposte dalla gente di Chiavari, in queste trasferte ci stanno seguendo e incitando e ora speriamo di continuare anche a portarli così numerosi in modo da guadagnarci qualcosa anche noi come squadra, specialmente in questi campi un po' più difficili.
Per la Lavagnese, vittoria casalinga per il Sestri Levante. I bianconeri erano impegnati ieri pomeriggio sul campo del Casale. Partita terminata sul risultato di 1-1 con le reti tutte nel secondo tempo, messe a segno da Capai al 27esimo per il temporaneo vantaggio dei padroni di casa. Il pareggio della Lavagnese porta la firma di Tossa al 31esimo, un punto che porta i bianconeri in classifica a 32 punti. Effettua il sorpasso il Sestri Levante che con la vittoria di ieri con la Stresa Sportiva si porta a 33 punti in classifica. Corsari in vantaggio grazie ad un autogol degli avversari al 24esimo del primo tempo, raddoppiano nel secondo tempo con la rete di Andrea Croci al 37esimo. Tutte le notizie sportive del fine settimana nella rubrica Momento Sport, in onda al termine della rotazione del TG e questa sera alle 20 su Telepace 1. La rubrica sarà proposta anche sul canale 187 di Telepace News al termine del notiziario. E con lo sport si conclude questa edizione di Tigulli Oggi. Tutte le notizie le trovate come di consueto sul nostro sito teleradiopace.com e sul canale 187 Telepace News. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata.